Buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, dal lunedì al sabato insieme a voi per raccontare storie, per raccontare tradizioni, arte, cultura, per dare un volto ai nostri prodotti, alle nostre aziende, per condividere sempre il nostro motto che è identità, qualità e provenienza, il nostro lifestyle, lo stile di vita di Io Compro Siciliano. Vogliamo iniziare anche oggi nel nostro consueto modo? Grazie, 246.438 volte grazie. Grazie ad ognuno di voi che ogni giorno condividete con entusiasmo questo grande volano per la nostra economia, per le nostre idee, per i nostri progetti. Il tutto nasce ormai sono quasi 3 mesi fa con lo scopo di mettere in connessione la domanda, l'offerta, i produttori, i consumatori, le nostre eccellenze. E noi lo facciamo quotidianamente, vi diciamo sempre voi che siete titolari d'azienda o che siete artigiani, compilate il nostro form che trovate proprio nella parte in alto alla nostra pagina, potete inserire i vostri dati e in questo modo anche voi farete parte del nostro grande database. Sapete, ci sono tanti progetti che si stanno sviluppando e proprio attuando in questi giorni presenteremo finalmente in modo ufficiale il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano ed ancora ci sarà sempre in questi giorni la presentazione del nostro portale del turismo siost.it, sempre a marchio Io Compro Siciliano, e poi la nostra Sicily City Pass, la nostra card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia con tutta una serie di connessioni e agevolazioni per meglio viaggiare e conoscere il territorio. Beh, oggi questa giornata è una giornata speciale, una giornata tutta alla femminile, perché pensate, da Milano a Palermo parleremo di Sicilia, delle sue donne, delle sue eccellenze, ci faremo raccontare la loro storia. Partiremo proprio da Milano, dove ad attenderci c'è una scrittrice, autrice di un libro che parla proprio della Sicilia, l'ha scritto a 4 mani con Mimmo Previtera. Il libro è Il Giro di Sicilia, 80 più 80 tappe, ed è veramente un degustare il territorio con tutte le sue sfaccettature, i suoi aneddoti, i suoi racconti. È un contorno e un ripieno, insomma una vera delizia per i nostri occhi, perché è da leggere e soprattutto è da vivere. Signori, abbiamo da Milano Maria Grazia Innecco. Ma che presentazione! Buongiorno, benvenuta. Bravissima, hai fatto una presentazione che fa venire l'acquolina in bocca, come si suol dire. Avremo proprio tanto da vivere attraverso il tuo racconto. Maria Grazia, ti ringraziamo. Maria Grazia Innecco è scrittrice e autrice di questo libro. Adesso è come se sfogliassimo insieme qualche pagina insieme a te di questo bellissimo racconto. Lei è milanese, ma pensate, conosce veramente tanto, anzi più che tanto tutto della nostra bella Sicilia. È andata a studiare non solo i personaggi, quelli famosi che rappresentano la Sicilia, ma anche tutti i personaggi che sono venuti qui, che hanno viaggiato, che sono rimasti anche a dimorare in Sicilia per lunghi periodi. Insomma, ne parliamo fra poco con Maria Grazia, ma ancora puntata al femminile, perché oggi abbiamo con noi, lei è una giornalista, addetto stampa al Comune di Monreale, è una donna molto attenta alle esigenze delle donne e proprio ieri sera abbiamo visto una bellissima manifestazione da lei voluta e organizzata, giunta alla 12ª edizione del premio Donna Attiva
positiva, e questo perché è una vera e propria testimonianza della volontà di valorizzare e promuovere il ruolo della donna. Lei oggi interverrà però in veste di giornalista. Signori, da Monreale, siamo nel territorio di Palermo, abbiamo la dottoressa Ina Modica. Eccola qui in collegamento con noi. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi. Sì, siamo all'indomani di un appuntamento importante che è stato quello della valorizzazione delle nostre professionalità, per la prima volta sia femminili che maschili. E tra queste ci sono appunto tantissime donne imprenditrici anche siciliane che hanno dato un valore aggiunto e che danno un valore aggiunto al premio, perché come tutti sanno il premio nasce per valorizzare le donne, le colleghe giornaliste. Io sono anche presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Associazione Siciliana della Stampa. Il nostro lavoro è proprio questo, è quello di promuovere gli altri, e soprattutto in questo momento è quello di promuovere il Made in Sicily, che ha delle preziosità, delle nicchie importanti su tutti i settori, agroalimentare, moda, quindi diciamo questa è la nostra mission. Dottoressa Modica, lei tra l'altro in questa mission sa che trova perfettamente quella che è poi un filo importante con Io Compro Siciliano, perché Io Compro Siciliano è proprio questo, è la volontà di creare connessioni. Noi diciamo camminiamo velocemente per creare connessioni, e questo proprio per un migliore sviluppo economico, sociale, che possa portare la Sicilia veramente avanti ancora con più forza. Permettetemi di fare qualche saluto agli amici che stanno seguendo anche oggi il nostro appuntamento in diretta delle 12. Abbiamo Luigi Malerba, buongiorno. Abbiamo Amalia Lopinto, Io Compro Siciliano, ciao. Sebastiano Musarra, buongiorno. Alessia Smile and Food. Alessia è la nostra conduttrice, un'eccellenza di quella che è la cucina siciliana nel mondo, ambasciatrice proprio della cucina siciliana nel mondo, e lei conduce un programma tutti i sabato alle 14:30, quindi anche lei è una donna meravigliosa. Buongiorno carissima Catriusca, in splendida forma, rappresenti a meraviglia noi donne di Io Compro Siciliano, imprenditrici, mamme, impiegate, tutte noi. Grazie, ciao Alessia, meravigliosa, e complimenti come sempre. Ancora Francesco Caravello, buongiorno. Francesco Caravello con Davide Morici e Giuseppe Giorgianni, meravigliosi. Tra l'altro Francesco sono i fondatori di Io Compro Siciliano, e proprio Francesco conduce tutti i giorni alle 18 Aperitivo Social, un appuntamento importante per dare il volto alle nostre aziende. Ancora il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica, Solare sempre bellissima e bravissima, ciao Pizzata, ciao caro amico, grazie sempre. Domenico Scarano, Alessia Smile and Food, quanta bella Sicilia in una sola immagine. Ancora Giro di Sicilia, 80 tappe, un bacione alla mia Maria Grazia. Bene, io tornerei un attimino su Milano e vado proprio da Maria Grazia Innecco. Maria Grazia Innecco è una scrittrice, autrice a quattro mani, con Mimmo Privitera, di questo bellissimo libro che è Il Giro di Sicilia 80 più 80 tappe. Vogliamo parlarne, Maria Grazia? Ma volentieri, anche perché è una creatura a cui io e Mimmo abbiamo dedicato tanto tempo, il doppio di quello che di solito dedico ai libri delle altre regioni, che richiedono un po' meno impegno perché sono un po' più piccoline a volte, ma soprattutto perché non hanno questa enorme ricchezza che si è svolta mano a mano che scrivevamo il libro relativa alla Sicilia. E guarda, il nostro intento è stato creare un libro che portasse il lettore, anche non necessariamente in Sicilia fisicamente, può essere anche in un altro punto del mondo, tranquillamente seduto nella sua casa, portasse a questo lettore la sensazione, l'aroma della varietà infinita di temi che hanno preso il via nella storia, nel tempo, in questa regione così ricca di punti.
continuiamo ad avere giorno dopo giorno, a 2 anni dall'uscita dal libro, continui stimoli e continue sollecitazioni, per cui il libro, che è stato per carità il punto fondante, il mattone, come dico io, no? Non tanto perché pesa anche un po' perché alla fine sono venute fuori 360 pagine, però è proprio un mattone di costruzione, di nessi tra la gente, perché questa è la nostra missione, cioè creare attraverso il libro le opportunità di conoscenza tra le persone che in qualche modo con la Sicilia hanno avuto o hanno a che fare. Quindi è tutto un continuo scambio di emozioni, proprio ci si specchia nell'interesse della gente, nell'interesse che ha la gente di conoscere di più la propria terra, perché questa è un po', come è stato detto da alcuni che mi hanno presentato, un libro sulla Sicilia, ma per i siciliani soprattutto, più che per chi non la conosce. È già un po' più che una guida, non è una guida turistica, è un qualche cosa che conduce all'interno delle vere essenze del territorio siciliano, parlando di storia, parlando di contemporaneità, con un andare e venire un po' apparentemente disordinato, ma che poi si incanala in questo grande contenitore che è il nostro mondo delle relazioni. Maria Grazia, adesso passiamo un attimino alla dottoressa Monica, poi mi piacerebbe che lei ci raccontasse quello di cui parlavamo, perché lei in realtà ha scritto anche altri libri che riguardano altre regioni, però le tappe erano tante, invece poi è successa una cosa, un aneddoto che poi mi piacerebbe che dicesse anche ai nostri amici di Io Compro Siciliano, perché dice, man mano che scrivevamo forse ci rendevamo conto che 80 non bastavano, però non diciamo niente, adesso fra un poco lo raccontiamo. Torniamo invece nuovamente dalla dottoressa Monica. Dottoressa Monica, ieri grande successo, lei è una donna, lei è una giornalista, ieri è venuto fuori molto da parte di tutte le donne, voi avete premiato, se non erro, 11 donne, per la prima volta 2 uomini nel vostro, tra i premiati, e quello che viene fuori è sempre questo grande impegno che riguarda poi la sfera personale della donna come mamma, ma devo dire invece come figura importante per la collettività. E lei, devo dire, anche nel ruolo che ricopre da giornalista di addetto stampa del comune di Monreale, fa studiare un po' tutti questi aspetti. Sì, allora diciamo questo lavoro mi ha dato l'opportunità sempre di valorizzare soprattutto le giornaliste che sono riuscite a fare una rete. Infatti proprio io ho conosciuto Davide, Io Compro Siciliano, proprio diciamo per questa finalità, per mettere insieme tutte le donne giornaliste della nostra associazione e creare anche un canale che possa valorizzare sia noi sia anche i nostri prodotti. Per fare rete e per comunicare anche. Infatti a presto ci incontreremo, faremo un incontro le giornaliste dell'associazione con Io Compro Siciliano per scambiarci queste professionalità. Quindi noi valorizziamo i nostri prodotti e loro nello stesso tempo valorizzano le donne, cioè è stato bellissimo. E poi ci sono stati anche rapporti istituzionali, perché abbiamo messo a disposizione anche diciamo le nostre conoscenze, le nostre amicizie, sempre per fare squadra, per creare sviluppo, soprattutto in un momento come questo. Noi durante il lockdown, infatti, attraverso la rete delle colleghe, abbiamo valorizzato i prodotti monrealesi soprattutto, abbiamo dato una mano alla vendita anche online, quindi abbiamo creato il nostro blog Donnativa, e attraverso questo blog abbiamo aiutato tutti coloro che iniziavano la vendita online dei loro prodotti. E lo stesso è venuto fuori con il gruppo, con il popolatissimo gruppo di Io Compro Siciliano. Ho avuto questo piacere di conoscere Davide Morici, che è una persona splendida, e presto ci incontreremo e faremo proprio un tavolo per scambiarci queste professionalità. Dottoressa Modica, quello che lei stava dicendo
è anche un po' il punto di partenza di Maria Grazia Innecco, perché lei parla sempre, Maria Grazia, di connessioni. È vero proprio che nelle connessioni ci stanno proprio i vostri racconti. Lei mi diceva che ha scritto appunto un libro anche dedicato alla Calabria, dedicato alla Puglia, adesso appunto è in lavorazione con un altro libro. Ma quanto importanti sono le connessioni, Maria Grazia, anche quando si scrive un libro? Guarda, si tratta, Katiuska, di individuare l'angolo di visuale, no? Qual è l'angolo di visuale che interessa per affrontare l'argomento? A me personalmente, e quindi vado poi a portare anche i miei coautori nella stessa direzione, interessa enormemente partire dalle persone, cioè gli individui hanno creato quello che noi vediamo oggi, nel bene e nel male. Quindi, siccome a me il male interessa molto meno del bene, so che ci vuole anche il male, perché se no non distingueremmo il bene, ok? Però quello che mi interessa esaltare è la positività delle azioni umane. Quindi, quando si va alla ricerca di un nuovo tema, per non essere anche ripetitivi, secondo me, perché il monumento in quanto tale può essere vivisezionato, descritto 1000 volte, ma più o meno resta quello che è. Si può andare nel dettaglio. Invece, quando si parte dall'autore di quel movimento e si va ad indagare qual è la sua storia e qual è il motivo per cui è nato, per esempio, faccio un esempio qualsiasi, allora ecco che si svolge un mondo che è individuale e diventa affascinante, perché in quel mondo ci troveremo il punto di connessione, e ci risiamo con le connessioni, con la nostra storia, con la nostra parte di passione e di interesse. Quindi partendo dalla gente, sia quella che è passata, intendo dire, perché c'è tanta gente, molta di più quella che è rimasta ormai indietro, nel senso che si è trasferita di pianeta, dico io, non c'è più fisicamente, ma ha lasciato delle tracce importanti. E altrimenti ci sono persone attuali, contemporanee, che sono quelle che andiamo magari a intervistare, con cui andiamo a parlare, perché ci aiutano a delineare l'attualità. Ma molto spesso tra uno e l'altro ci sono dei nessi tra il passato e il presente, tra il passato storico che andiamo a descrivere nella nostra missione di affabulatori, ci sono comunque dei nessi con il presente, e questi nessi andiamo assolutamente a sottolineare, perché sono sempre creati da delle persone. Cioè il nesso non si crea senza la gente. Maria Grazia, ci fermiamo un attimo, perché in quello che lei ci stava dicendo poi c'è anche un po' il ruolo della dottoressa Monica, perché la dottoressa Monica è proprio giornalista, quindi lei ha un ruolo, come vi dicevo, istituzionale, ha detto stampa al Comune di Monreale. Dottoressa, tra l'altro siamo riusciti a ritagliare eccezionalmente questa intervista, perché lei è proprio al Comune presso la sua postazione di lavoro, quindi a questo punto volevo farle l'ultima domanda e così la lascio al suo lavoro. Lei anche si trova in un bellissimo comune della Sicilia, che è proprio il comune di Monreale. Devo dire che riceve ogni anno, e speriamo soprattutto quello che noi diciamo di ripartire ben presto anche con il turismo. Noi diciamo spesso ai nostri amici siciliani: viaggiamo in Sicilia, partiamo da noi. E Monreale sicuramente, nella città dove lei si trova, è una gran bella città che può dare grande accoglienza artistica e non solo. E noi sì, siamo qua infatti al lavoro, perché ci stiamo organizzando per il calendario delle manifestazioni estive, che quest'anno tra l'altro vedrà una manifestazione importantissima, che è una delle tappe del Giro d'Italia, e quindi da dove ci aspettiamo una grande affluenza di pubblico. Monreale, come tutti sapete, fa parte del percorso arabo-normanno, con la nostra splendida cattedrale, il chiostro dei Benedettini, il complesso monumentale. È una delle città d'arte più importanti e prestigiose del sud Italia.
e quindi diciamo il turismo è stato sempre una delle risorse economiche. Chiaramente il periodo che ci ha lasciato è stato un periodo storico che insomma non è facile da dimenticare né da affrontare, però l'amministrazione e anche diciamo tutti coloro che sono impegnati anche nel settore turistico stanno lavorando per rilanciare, per ripartire, così come tantissime altre città siciliane. Quindi ci auguriamo che presto la situazione possa tornare alla normalità per continuare a rilanciare questo settore di cui Monreale ha fortemente bisogno. Dottoressa Modica, noi la ringraziamo per aver ritagliato questo spazio per Io Compro Siciliano. Non possiamo non lasciarla chiedendo come sempre di condividere con noi un passaggio fondamentale per le nostre dirette. Potrebbe gentilmente avvicinarsi, dottoressa Modica? Perché prima di... No, Maria Grazia, tu rimani con me. Nina, potrebbe gentilmente ripetere con me Io compro siciliano. L'abbiamo fatto dire anche alla dottoressa Modica. Grazie per essere stata con noi. Buon lavoro e viva le donne. Grazie. Salutiamo la dottoressa Modica, che vi dicevo essere fondatrice di questo premio importante che è Donna Attiva. Ieri si è svolta la 12ª edizione proprio a Villa Amalfitano a Palermo, una bellissima cornice prestigiosa, sede tra l'altro della Fondazione Whitaker. Abbiamo un messaggio di Stefania Caccamo: complimenti alla forza delle donne siciliane, alle donne che fanno squadra. Viva le donne, bravi Io Compro Siciliano. Grazie carissima amica. Bene, torniamo invece a Maria Grazia. Allora, Maria Grazia, io vorrei sapere, anche se poi già lo so, mi piacerebbe che lei lo condividesse a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, ma perché 80 più 80? Cos'è successo durante questa stesura del libro? Intanto eravamo partiti come al solito, no? Cominciando a scrivere secondo la modalità che è molto spontanea, cioè io dico non dobbiamo rimanere troppo negli schemi per essere creativi, quindi dico sempre ai miei coautori: non c'è un elenco di cose di cui dobbiamo scrivere, dobbiamo chiudere gli occhi e decidere cosa scrivere dopo esserci chiaramente un po' documentati. Non bastano le informazioni che abbiamo, dobbiamo anche un po' studiarci, però non c'è un elenco predeterminato da una redazione, come dire, ce lo costruiamo strada facendo. Quando siamo arrivati attorno ai 40 pezzi, quando quindi di solito io sono a metà dell'opera e sono già contentina, Mimmo è saltato fuori dicendo: a Maria Gra, ma tu lo sai che 80 tappe alla Sicilia fanno forse il solletico? Dico, oh mamma mia, quindi cosa significherebbe sta cosa? Che come minimo ne dobbiamo fare di più. Ma dico, ma quante di più? Perché io non rinuncio all'80, perché 80 e l'8 è il mio numero un po' magico. Dice, vabbè, bisognerà farne altri 80 allora. Oh, mamma mia, mi è preso male, perché voleva dire raddoppiare i tempi, chiaramente, non abbiamo la bacchetta magica. E a quel punto ho detto, vabbè, allora vorrà dire che faremo il contorno e il ripieno. E non mi ha guardato come dire, che significa? Dico, vabbè, invece di dividere est-ovest, di dividere a province, facciamo una divisione più buffa. E a quel punto abbiamo deciso di chiamare davvero contorno le 80 tappe che sono sul profilo, diciamo, la costa della Sicilia e le isole, e altre 80 la parte più chiusa, che di solito è il ripieno, no? Quindi quella più misteriosa ma spesso succulenta, e così è stato, perché proprio dall'interno abbiamo scoperto che la Sicilia molto spesso la si confonde con quello che c'è più in mostra. Persino i viaggiatori del Grand Tour non entravano mai, tranne Goethe che è andato fino a Caltanissetta,
particolarmente all'interno, perché non si poteva viaggiare, c'erano le strade brutte e c'erano pericoli anche oggettivamente, si viaggiava sui carretti, quindi figuriamoci. Quindi la costa dove si arrivava coi piroscafi, un po' di contornini lì nei giri, il ripieno mai. A quel punto noi abbiamo avuto le maggiori soddisfazioni fin qui, devo dire, proprio dalle parti più nascoste, che adesso si stanno veramente mettendo in rete, e ci risiamo, attraverso anche questa bellissima associazione che è I Borghi Più Belli, gestita da Salvatore Bartolotta, grazie all'aiuto di un'altra realtà che è l'associazione Sicilia Tour Leaders dell'amico Giancarlo Sotera, che stanno facendo un bellissimo lavoro per portare, in questo momento poi di strano turismo, i siciliani a conoscere queste località con il turismo di vicinanza, di prossimità, come lo chiamano, stanno invitando le persone che resteranno sull'isola durante le vacanze ad andare a visitare, magari anche attraverso le loro organizzazioni, questi borghi che sono una sorpresa meravigliosa, riservano delle veramente gioie, perché la Sicilia è bella dentro, fuori, sotto, mezzo al mare, è bella dappertutto, però effettivamente le parti nascoste, quelle dove si fa un po' più di fatica ad arrivare, sono quelle che poi ti aprono il cuore e poi l'accoglienza, detto, ridetto, stradetto, però è proprio vero, cioè lì ci sono le persone che ti prendono per mano e ti portano a vedere le cose, e ti portano a mangiare le cose, ti portano a fare le passeggiate. Quindi io consiglio sempre ai siciliani di girarla la Sicilia, e poi di stare attenti anche a chi ha avuto ruolo nel costruirla, nel definirla, nel renderla morfologicamente dal lato culturale quella che oggi è e che abbiamo a disposizione. Maria Grazia, io rimango appassionata dal suo parlare, dal suo raccontare e dal notare con quale entusiasmo e forza mette nel suo racconto, perché devo dire, quando si sente una scrittrice milanese che parla così di noi, devo dire scatta veramente un grande amore, una grande simpatia, io la stimo veramente moltissimo. Ancora nel suo dire, nel suo raccontare, c'è sempre questo forte collegamento tra il passato, il presente, e lei dà sempre particolare forza anche al ruolo femminile, mi sembra di cogliere. Allora, premetto che non ho nulla contro i maschi, perché non è per isolare noi donne rispetto alla, cioè ci vuole un bel lavoro di squadra, e in questo lavoro di squadra l'elemento maschile è fondamentale. Però ho come sviluppato un'idea ultimamente, che forse proprio perché siamo in una fase, la stiamo vivendo davvero, di oggettiva trasformazione, ci si sta modificando tutto sotto gli occhi. Non ci aspettavamo di dover assistere di persona a un cambiamento così radicale e potente. E ho l'idea, poi magari mi sbaglio, ma è un'idea che mi è venuta, la donna con la sua attitudine a vedere oltre, perché guarda le cose attraverso l'intuito e la proiezione. Noi donne siamo abituate a vedere oltre il problema contingente. Abbiamo forse una forma mentale che ci porta a superare il contingente vedendo l'immagine del successivo quadro. Quindi noi diciamo no, facciamo questo e questo, perché ho visto che facendo così, non so, la casa si arreda bene, viene caruccia, faccio per dire. Cioè alla fine il mondo è la nostra casa, le nostre città, i nostri rioni sono la nostra casa, e credo che spetti proprio a noi donne fare il salto mentale che ci vuole per passare questo momento di grande trasformazione. È una crisi, ma è un momento importante, perché io compro siciliano, non sarebbe nato senza il lockdown. Avreste fatto dell'altro, io non sarei con voi. Quindi oggettivamente questo è anche
non voglio vederla solo al positivo, un'opportunità per chi la sa anche vedere, e molto spesso, guarda caso, sono le donne che hanno più coraggio di lasciarsi alle spalle alcune tradizioni, no, non le tradizioni quelle culturali, la tradizione consolidata dell'abitudine di comportarsi in un certo modo. Noi donne siamo più pronte ad andare, ma sì, all'avventura di quanto non lo siano i maschi, che sono probabilmente deputati per scienza più che per altro a mantenere la sicurezza, a mantenere lo status quo, a occuparsi della cura di quello che c'è, perché vanno loro casomai avanti, ma in realtà è la donna che ci deve andare, perché la donna vola, l'uomo ci va coi piedi, la donna va con la fantasia e poi mette in pratica in fretta quello che ha capito. Quindi secondo me è il momento in cui le donne devono entrare in scena per aiutare tutti. Quindi non è un'esclusione dei maschi, è un momento di avanguardia, e se lasciate fare a noi donne, poi noi vi accogliamo, vi portiamo con noi, non c'è problema, perché ci sono cose che non sappiamo fare oggettivamente, però il dialogo è più sereno, non so, siamo più abituati alla pazienza dell'attesa e del passare da uno stato all'altro. E dopo quanto detto da Maria Grazia, io sono a posto per tutto il giorno, possiamo chiudere qui la trasmissione, sono appagata. Maria Grazia, guarda, adesso io me la risento questa cosa perché mi piace. Maria Grazia, no, grazie davvero per questo tuo contributo. Mi rimane l'ultima domanda da farti. Noi chiaramente quando ti aspettiamo in Sicilia? Guarda, io avrei dovuto venire in aprile, perché di solito è tradizione, a proposito, venirci 2 volte l'anno per almeno una ventina di giorni, perché io vengo, giro, vado nelle scuole con Mimmo, facciamo gli incontri istituzionali, privati, cioè parliamo tanto con la gente. E poi ormai abbiamo anche tanti amici da visitare, da incontrare, e con questi amici facciamo 1000 cose. Ho dovuto ad aprile chiaramente lasciar perdere, per cui stiamo proprio oggi decidendo, un po' osé forse, non lo so, di venire, che io venga un paio di settimane a ottobre. Gli lasciamo passare l'estate, guardiamo un attimo come si mettono le cose, sperando che la gente sia un po' saggia, perché il problema di questo virus è anche, non dimentichiamoci mai che circola, e quindi lo so che è dura, non abbracciamoci troppo. Noi diciamo sempre muoviamoci in sicurezza, questo lo diciamo sempre. Se ci muoviamo in sicurezza possiamo muoverci. Se cominciamo a fare i fessacchiotti che dobbiamo ogni volta che ci incontriamo sbaciucchiarci, lo so che è bello abbracciare, lo so che al sud poi è una cosa che manca tanto, l'abbraccio, la stretta, lo so, ma per un po' non facciamolo, perché questo potrebbe significare salvaguardare ciascuno di noi dal rischio di doversi rifermare, perché oltretutto io sto dicendo anche, non so, alle mie figlie, per esempio, guarda che se il lockdown appena trascorso ci è venuto incontro perché si sono fermati tutti e quindi era un mal comune, adesso se ci si ferma, mi fermo io o ti fermi tu, non è che si ferma tutta l'Italia di nuovo, attenzione, quindi doversi fare le quarantene da soli in piena estate, e c'è gente che in questo momento è in quarantena, è bloccata perché si è contagiata, forse in modo un pochino più leggero, ma non è detto, quindi salvaguardare la propria individuale salute mettendo un pochino in atto tutti i consigli che ci danno. Usiamo sta mascherina, magari ci siamo anche un po' abituati, cerchiamo di non abbracciarci troppo e stiamo attenti. E quindi se fosse così io a ottobre vengo. E quindi noi ad ottobre ti aspettiamo, Maria Grazia, ti aspettiamo e soprattutto ti ringraziamo per la passione che metti nel raccontarci. Grazie davvero, noi siamo stati felici in questa giornata, cari amici, di avere ospite Maria Grazia Innecco. C'è questo messaggio da parte del faraone Palermo che dice: sottoscrivo che la nostra amatissima Sicilia la amo tutta, le sue contraddizioni, le sue bellezze in ogni forma, le nostre eccellenze, ospitalità,
cuori, la nostra storia mozzafiato. La Sicilia è un bellissimo dono del nostro signor Uzzo. Grazie, grazie per questo messaggio, è veramente molto bello. Grazie al nostro caro amico che segue sempre con tanto affetto le nostre dirette. Grazie al Faraone Palermo. Maria Grazia Innecco, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo qui in Sicilia. Grazie per trasferire queste grandi emozioni attraverso la scrittura. Mi raccomando, leggiamo perché poi noi siamo ciò che leggiamo. Il Giro di Sicilia, 80 più 80 tappe di Maria Grazia Innecco e Mimmo Privitera. Noi ti aspettiamo in Sicilia, cara Maria Grazia, e un saluto anche a Ina Modica, oggi ospite con noi, giornalista detto stampa del comune di Monreale. Grazie a lei per essersi collegata con noi. Noi vi diamo appuntamento alle 18 con Aperitivo Social e il nostro mitico Francesco Caravello, con me puntuali domani alle 12. Ma Maria Grazia, sai una cosa? Dimmela. Potresti avvicinarti alla camera? Ho capito. Devi ripetere con me. Io compro siciliano. E Una milanese che io compro siciliano. Meravigliosa Maria Grazia, ti vogliamo bene. Vieni in Sicilia, ti aspettiamo. Grazie per essere stata con noi. Adesso faccio un po' di inviti agli amici, perché qua a Milano ci sono un sacco di siciliani. Ecco, e allora venite giù, viaggiamo in sicurezza e portiamo economia alle nostre regioni. Viva la Sicilia, viva l'Italia tutta, grazie per essere stati con noi, grazie Maria Grazia, un bacio a te, ci vediamo domani puntuali alle 12. Ciao!